venerdì 26 gennaio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vi ricorderemo che alle 12 dalle parti di Catania e non solo, in un'ampia zona della Sicilia, ci sarà una simulazione dell'allerta della protezione civile con i telefonini a mezzogiorno, ma tutti i dettagli fra pochissimo. Incontreremo poi i gestori di una cocktail bar d'eccellenza a Catania, mi pare l'orario giusto, Angelo, per il cocktail bar. Poi ancora il maestro che non dà voti a Palermo, sarà nostro ospite, e infine un nuovo rapporto dell'Istat sulle disuguaglianze e le povertà che purtroppo ci riguarda anche direttamente. Ma anzitutto un ultimo ora, il cadavere di un migrante che è stato recuperato all'alba nei pressi di Torre Salsa a Siculiana, vicino ad Agrigento. Lì erano approdati una sessantina di migranti, il gruppo è riuscito a sbarcare dopo che l'imbarcazione si era capovolta, come purtroppo succede tante volte a questi gruppi di migranti. A pochi metri dalla riva il barchino si è capovolto, loro sono riusciti a sbarcare sparpagliandosi lungo tutto il centro abitato di Siculiana. Uno purtroppo evidentemente ha perso la vita. Gli extracomunitari sopravvissuti sono stati tutti recuperati, grazie al cielo, dai carabinieri. La notizia di oggi riguarda la Sicilia, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Randazzo. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri su indicazione del ministro Piantedosi. Ecco qua vedete la sede proprio del Palazzo Comunale. Questo in relazione ad accertate forme di ingerenza, leggo testualmente, da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione locale con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Quindi per i prossimi, qui è il ministro Piantedosi che illustra il provvedimento, per i prossimi 18 mesi a gestire il comune di Randazzo, sciolto per infiltrazioni mafiose, sarà un commissario straordinario. E veniamo all'incredibile latitanza di Messina Denaro. C'è stata una rivelazione del procuratore De Lucia in una scuola a Casal di Principe. Ha detto che 7 anni fa, prima che venisse arrestato, 7 anni fa era stato fermato a un posto di blocco dei carabinieri, ma non è stato riconosciuto. E inoltre De Lucia ha detto ancora: la mafia, dopo i colpi ricevuti, malgrado i colpi ricevuti, cerca di riorganizzare un organismo di vertice, la famosa cupola, cioè un organismo unitario. Vediamo. Il boss Matteo Messina Denaro era talmente sicuro di non essere scoperto grazie alla sua rete di fiancheggiatori che, nonostante sapesse di essere ricercato, continuava a vivere la sua vita in maniera spregiudicata. È stato accertato, per esempio, che viveva da almeno 4-5 anni a Campobello di Mazzara, nonostante questo paese e la vicina Castelvetrano fossero oggetto di continui blitz delle forze dell'ordine. Ora, indagando in questo anno dopo la cattura e la sua morte, gli investigatori hanno scoperto che 7 anni fa venne addirittura fermato sempre in provincia di Trapani a un posto di blocco. Messina Denaro però non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento. Tutto sembrava in regola. Il particolare è stato rivelato dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, che ha coordinato le indagini che hanno portato all'arresto del capomafia avvenuto il 16 gennaio del 2023. La rivelazione è arrivata nel corso di un incontro con i ragazzi delle scuole di Casal di Principe in provincia di Caserta, andati ad ascoltarlo nella villa confiscata dove ha sede casa Don Peppe Diana, luogo dedicato al sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 94. Messina Denaro confidava sul fatto che le forze dell'ordine avevano sue foto vecchie di anni, ha raccontato il procuratore, ma c'era anche chi lo avvisava dei movimenti degli investigatori. Per De Lucia ora serve interrogarsi su come sia stato possibile che abbia trascorso 30 anni in latitanza. Oggi l'impegno della Procura di Palermo è quello di individuare chi ha favorito Messina Denaro. E poi l'allarme. Cosa Nostra ha subito colpi importanti, è stata indebolita ed è più povera, ma le famiglie provano sempre a riorganizzare un organismo di vertice e ad arricchirsi attraverso il traffico di stupefacenti.
Adesso veniamo a Catania, dove è in arrivo nell'Etna Valle, la zona industriale, un assegno da 560 milioni per ampliare la capacità produttiva della fabbrica Enel Green Power. Entro la fine del 2024, fa sapere l'azienda, lo stabilimento diventerà la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Quindi nuove grandi possibilità per il tessuto produttivo etneo. Ma vediamo i particolari. Un pacchetto finanziario da 560 milioni di euro per far ripartire il progetto di sviluppo della Gigafactory Trisan di Enel Green Power nell'Etna Valley. Questo, come annunciato dalla stessa azienda, permetterà di passare dagli attuali 200 megawatt circa a 3 gigawatt annui entro la fine del 2024, diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Il finanziamento si è concretizzato grazie alla collaborazione tra la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, sostenuta da Invest EU, e un pool di banche italiane guidate da Unicredit e affiancate da SACE. Oltre a generare energia pulita sufficiente a rifornire l'equivalente di 1 milione di famiglie all'anno, l'operazione della Gigafactory di Catania punta a stimolare anche la crescita economica siciliana, con la prospettiva di aumentare l'occupazione locale, diretta e indiretta, creando circa 1.000 nuovi posti di lavoro entro il 2024. Un progetto che però negli ultimi mesi sembrava essersi arenato. Lo scorso dicembre, infatti, davanti allo stabilimento etneo si era tenuto un sit-in di protesta dei lavoratori che hanno manifestato grande preoccupazione dopo l'ennesima proroga del cantiere. Ritardi che avevano fatto nascere la paura di una totale dismissione o un ridimensionamento del progetto di sviluppo del sito siciliano. Il progetto supporta la più ampia missione di REPower EU, contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di produrre quasi 600 gigawatt da fonte di energia solare entro il 2030, riducendo così in parallelo la dipendenza dalle importazioni di gas e diversificando gli approvvigionamenti di componenti fotovoltaiche da quelle cinesi. Bene, e adesso la parola ad Angelo per la rassegna stampa siciliana. Allora, cominciamo stamattina dalla prima pagina della Sicilia di Catania, che apre proprio con la notizia con cui stamattina abbiamo cominciato la trasmissione: infiltrazioni mafiose, azzerato, Randazzo, deciso lo scioglimento del comune. Poi l'altra notizia: il giallo della Dranita Anthony Bivona morì in Germania, il GIP riapre il caso, ieri ce ne siamo occupati nel corso dei telegiornali. Poi le decisioni anche del Consiglio dei Ministri: sì all'Election Day, in realtà sono days perché si tratta di 2 giorni, si vota l'8 e il 9 di giugno. Insieme europee amministrative, più soldi a presidenti di seggio e scrutatori, terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni. Poi c'è qualche notizia che riguarda anche l'assistenza, intanto il welfare agli anziani, l'accompagnamento salirà fino a 1.380 euro. Anche sulle pensioni c'è il gap gender, meno 30% alle donne. Pure la pensione. Pure sulle pensioni. Pazzesco. Eccola qui poi la notizia, l'abbiamo sentita poco fa. Lei non sa chi sono io. Il procuratore De Lucia rivela che Messina Denaro 7 anni fa fu fermato a un posto di blocco ma non venne riconosciuto. E ancora c'è il problema dell'acqua in Sicilia, perché gli invasi sono a secco, meno acqua rispetto al 2023. E qui c'è invece una notizia che arriva da Napoli, che non è proprio legata al territorio siciliano, però picchia la moglie e i figli lo bloccano, chiamano il 112 e lo fanno arrestare. Tutto questo è capitato a Napoli, eccola la notizia. 30 anni fa la discesa in campo, quel video di 9 minuti che cambiò la politica, si fa riferimento chiaramente a Silvio Berlusconi. Allora andiamo alle pagine interne e torniamo alla notizia che è in prima pagina sulla Sicilia, la rivediamo, la rileggiamo: Messina Denaro fermato nel 2017, ma quella volta non fu riconosciuto. Il procuratore De Lucia al posto di blocco sembrò tutto in regola, scelse il suo territorio sicuro di non essere scoperto. Questo è il racconto fatto agli alunni di una scuola del napoletano dal procuratore di Palermo. E poi ancora, sempre sulla stessa pagina, riaperto il caso Bivona, ora l'ex dica la verità. La Dranita morto in Germania, il GIP di Roma ha disposto altre indagini e rigettato l'istanza di archiviazione. La famiglia parla di uno spiraglio perché si giunga alla verità per questa morte. E poi l'altra notizia:
la commissione boccia il comune di Randazzo, arriva lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la decisione ieri del Consiglio dei Ministri, e si voterà tra 18 mesi. La notizia che si attendeva da settimane è arrivata. Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri nelle varie ed eventuali, ha deliberato lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Randazzo presieduta da Francesco Sgroi. Lo scioglimento è il frutto del lavoro della commissione di indagine insediata il 20 marzo scorso con il compito di effettuare una ispezione fra gli atti del comune, una misura disposta dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi su delega proprio del ministro dell'Interno. Poi c'è la crisi dell'acqua, gli invasi, eccola qui l'altra notizia che il quotidiano La Sicilia stamattina va ad approfondire. C'è sempre meno acqua negli invasi. I dati di gennaio dell'autorità di bacino del distretto idrografico di Sicilia sono preoccupanti. Le riserve idriche mediamente in calo del 12% rispetto, pensa, al mese di dicembre, quindi insomma continua questa penuria di acqua. Poi vediamo le vicende invece che riguardano la città di Catania, perché al Consiglio Comunale lo streaming non regge le polemiche che imbarazzano fra Barresi e Tomarchio, screzi sulla videosorveglianza. Caserta, che è il capo dell'opposizione, chiede risposte sulla destinazione prevista per i beni confiscati. Poi l'altra notizia: a Palazzo Chigi, Trantino è andata a Roma per un tavolo sui PUI, sul risanamento, sulla viabilità e anche sulla PNRR con il sindaco Trantino. Avremo modo di parlare approfonditamente oggi a partire dalle 14:30 su Telecolor, con l'appuntamento con il sindaco. Magari ci racconterà personalmente come sono andate le cose proprio a Roma. Andiamo invece un po' più distanti, siamo adesso sulla zona ionica nel Messinese, perché a Giardini Naxos si apre una buca sul lungomare nel tratto interessato dalla riqualificazione. Come possiamo vedere, questa è la buca che ci mostra, che viene mostrata in questa foto. La polizia locale intervenuta sul lungomare Tisandros e la buca che si è aperta nel tratto dove si svolgono dei lavori. Stavano rimettendo a posto la strada e si è aperta una buca, mannaggia. Questo è quello che è successo. E poi parliamo in qualche modo ancora del centro di eccellenza, quello di Taormina, per i bimbi che sono affetti da malattie cardiache. Un'equipe di questo centro è in missione umanitaria in Iraq, quindi danno sostegno, supporto ai bimbi, ai più piccoli che soffrono in terre così lontane e comunque sempre piuttosto martoriate da conflitti. Adesso il giornale di Sicilia, che torna sull'inchiesta alla rete di Safina fra voti e luminarie, nel mirino l'uso spregiudicato dei rapporti con la società che gestiva l'illuminazione a Trapani, l'inchiesta con l'arresto del deputato del Partito Democratico. Poi ci sono le reazioni proprio all'interno del PD. Cracolici: ho molti dubbi sulle ipotesi di reato formulate, quei 50.000 euro al centro del caso versati al comune e non a lui, così dice Cracolici. Regione: poi i rifiuti, si cercano i fondi per coprire le spese dei sindaci. Anche qui la notizia: Messina Denaro non fu riconosciuto a un posto di blocco, viene alla luce un episodio di 7 anni fa. Fotonotizia, eccola qui, la stiamo vedendo, francese, 45 anni dopo il ricordo non si spegne. Alle 9 stamattina in via Campania, il 6 febbraio, giorno del compleanno al Santa Cecilia, il premio a lui intitolato, ci sarà un riconoscimento alla memoria di Andrea di Purgatori, una sezione riservata alle scuole. Giornalista del Giornale di Sicilia, ucciso il 26 gennaio del 1979. C'è stata una rapina violenta a Palermo, un tabaccaio ferito ad un braccio proprio vicino al tribunale, la notizia riportata dal Giornale di Sicilia. Adesso siamo a Repubblica Palermo, che torna ancora sulle polemiche legate alla direttrice d'orchestra.
la Venezia, l'orchestra di lotta e di governo, scrive stamattina. Titolo ironico. Molto. La contestazione è l'ultimo atto del malessere della sinfonica, preda delle mire dei politici, decenni di sprechi e clientelismo, tentativi falliti di risanamento, valzer di sovrintendenti e direttori artistici. C'è di tutto e di più. E poi ancora c'è l'analisi su quella che è l'autonomia differenziata, così l'autonomia differenziata allargherà la forbice tra Nord e Sicilia, e quindi c'è un approfondimento questa mattina. La crisi di Termini per 200 tute blu, pensione più vicina, l'ex stabilimento di Fiat di Termine Imerese. E poi andiamo nelle pagine interne perché ci sono altre notizie che riguardano proprio la città di Palermo. Nei pub della Movida sarà vietato ballare, comune e prefettura dettano le nuove regole. Finalmente il nuovo regolamento sulla Movida. E ancora nei locali si potranno organizzare concerti solo occasionalmente e limiti anche alle discoteche. Queste sono dunque le indicazioni che arrivano a proposito di quella che è la Movida da regolamentare a Termini, a Palermo. Termini, rebus pensioni, pressing su Roma per il decreto antitopi, buste paghe distrutte dai roditori, 200 operai Bluetech attendono una soluzione, vertice con la regione, le imprese in corsa per lo stabilimento Fiat di Termini Imerese. E poi ancora stamattina leggiamo, stavolta però ci occupiamo di sport prima di lasciare la edizione di Repubblica Palermo, perché stasera si gioca in anticipo in Serie B la sfida del Palermo che va a Catanzaro per la svolta, obiettivo tornare al successo esterno. Non ci sarà Brunori, Corini punta su Soleri, una chance per Ranocchi, ha convocato anche il rinforzo in difesa di Achite che è l'ultimo arrivato in casa rosanero. C'è il tempo probabilmente per vedere soltanto la prima pagina della Gazzetta del Sud. A Messina controlli tari negli studi, una nuova stretta dunque per quanto riguarda le tasse. La Regione taglia il bonus da 45 milioni per il caro rifiuti, poi ci ripensa e in arrivo verifiche sulle dichiarazioni dei professionisti per le sedi dei loro uffici. 5.000 sono le segnalazioni. L'appello di Sicindustria, eccolo qui, lo leggiamo insieme. Il ponte è un'occasione unica e irripetibile. Chiudiamo con sindaci dei piccoli comuni, terzo mandato, ok, la delibera è quella del Consiglio dei Ministri. Bene, ci fermiamo qui per i quotidiani regionali, fra poco quelli nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Allora, rassegna stampa nazionale, buongiorno Sicilia, con il nostro Angelo Gagliano che ha una notizia fresca fresca. Freschissima, perché Jannik Sinner, il tennista italiano, ha battuto ancora una volta Djokovic, dunque è la prima finale slam, si sta parlando degli Australian Open, il risultato 3-1, 6-1, 6-2, 7-6, 6-3, questi sono i parziali e Sinner è diventato una vera e propria bestia nera per Djokovic. Pensate che Djokovic era imbattuto da 33 match a Melbourne, quindi per il nostro tennista è un grande successo, che aveva già battuto a Torino e quindi insomma si conferma la bestia nera di quello. Bello il titolo, com'è? Sei nella storia. Sei nella storia perché sei nella storia, sì. E poi entra anche nel club di quelli che sono gli italiani che sono entrati praticamente a fare parte per l'appunto dei finalisti di uno slam. Jannik entra nel club, ecco gli italiani finalisti in uno slam, insomma davvero complimenti a Jannik Sinner. E adesso invece andiamo a vedere, chiedo scusa, le altre prime pagine, cambiamo argomento, andiamo a vedere
Cosa scrivono su altri temi chiaramente e certamente più delicati i quotidiani nazionali? Cortei anti-Israele, c'è il rinvio perché ieri è arrivata una circolare del Ministero, il Viminale fa slittare 12 proteste, Hamas spari sulla folla, 20 vittime ed è giallo, la comunità ebraica rispettare il giorno della memoria, voci di tregua, Biden invia il capo della CIA sul posto e ancora un appello, le buone ragioni per fermare l'attacco a Gaza e c'è ancora la questione Mar Rosso, pronti a comandare le navi dell'Unione Europea nel Mar Rosso, intervista al ministro Crosetti. Questa è una missione di cui si parla poco, Aspides, di cui noi dovremmo fare parte con Francia e Germania nel Mar Rosso, missione militare a difesa delle navi. E ancora si parla dell'assegno per gli anziani, concordato fiscale, poste, queste sono tutte le nuove misure che sono state adottate dal governo, sì all'Election Day, si voterà l'8 ed il 9 di giugno, poi c'è una legge nuova sugli influencer, legge sulla beneficenza, finalmente è stato disegnato, si è scritto qualcosa, c'è il DDL battezzato Ferragni che rende più trasparente la commercializzazione dei prodotti i cui proventi siano destinati alla beneficenza, stabilite misure più stringenti per testimoni ad influencer, composta da soli 4 articoli, prevede multe fino a 50.000 euro, l'obbligo per i produttori di riportare sulle confezioni informazioni precise. A Ferragni dice colma un vuoto, il Codacons si vergogni e chieda scusa. Questo diciamo è... il fatto che l'abbiano nominato con il suo cognome non deve farle molto piacere. E poi, vedete, c'è una fotonotizia, il grande vecchio in prima pagina, Bruno Bozzetto, così nacque il signor Rossi, vivo in casa con una pecora che pensa di essere un cane. Il signor Rossi è il suo personaggio più noto, lo creò, pensa, nel 1969, Bruno Bozzetto, fumettista e regista, 85 anni, si racconta, vivo, dice, con una pecora di 100 kg che pensa di essere un cane. E allora, non si smentisce Bozzetto. Assolutamente grandioso. No. Ora, nella prima pagina di Repubblica, la Federazione Nazionale della Stampa, Meloni delegittima, colpisce i giornalisti, bavaglio e informazione. Questo è quello che scrive stamattina Repubblica, che poi rincara sotto sulle scelte del governo evasione concordata. E leggiamo qualcosa in più, arriva per 4 milioni di partite IVA il concordato preventivo biennale. Che cosa significa? Si potrà definire in anticipo quanto pagare ed evitare controlli. Un allargamento delle maglie fiscali per contribuenti meno affidabili, le opposizioni dietro fronte alla lotta a chi non paga le tasse. Insomma, schermaglie. Fine vita, poi la consigliera del PD sollevata dall'incarico, Del Rio parla di un brutto segnale. Anche qui le vicende che arrivano dall'estero, tregue e ostaggi, Hamas ed Israele vicini all'intesa, e ancora Rashid al-Haddad, il pirata influencer che assalta i cargo, la figura di questo, diciamo, pirata particolare. E leggiamo sempre sulla prima pagina di Repubblica la discesa in campo del Cavaliere, ecco cosa resta dei suoi cortigiani, un elenco di quelli che sono ancora, diciamo, in politica, che ha coinvolto Berlusconi. Siamo sulla Stampa, si parla di Suez, eccolo qui il titolo, conto da 100 milioni al giorno, la crisi del Mar Rosso. La Banca Centrale Europea allontana il taglio dei tassi, stangata sull'import e l'export per l'Italia, il prezzo maggiore per l'approvvigionamento di energie e materie prime, moda e anche meccanica, settori quelli più colpiti da questa crisi che investe il Mar Rosso. Poi l'apertura dell'anno giudiziario, eccolo qui, vediamo se possiamo sottolinearlo, leggiamo troppi femminicidi e morti sul lavoro, allarme in Cassazione sulle ingiustizie d'Italia. E poi lezioni di democrazia e assenze ingiustificate. Donatella Stasio che scrive per l'appunto, è vero,
È un vero peccato, scrive, che Giorgia Meloni non fosse presente neanche quest'anno all'apertura del nuovo anno giudiziario in Cassazione. Per la prima volta nella storia italiana, infatti, ieri questa tradizionale cerimonia ha avuto il volto e la voce di una donna, quella di Margherita Cassano, primo presidente della Suprema Corte da marzo 2023, ma non è solo questo il punto. E poi insomma continua la sua analisi. E fotonotizia piuttosto eloquente quella che vediamo: i ragazzini soldati, scrive La Stampa, il terzo fronte a Jenin, a Gaza, uccisi civili in coda per il pane, sbagliato aver paura dei cortei, quelli di domani, quelli previsti proprio per Gaza, in contemporanea proprio con insomma, il ricordo, la giornata della memoria. Super bonus, controlli per 8 anni, la Guardia di Finanza, siamo al Messaggero, avrà più tempo per verificare eventuali crediti inesistenti. I contribuenti che segnaleranno le irregolarità avranno uno sconto sulle sanzioni. Cioè l'opposto di quello che dice Repubblica praticamente, no? Così, poi leggiamo ancora di femminicidi, le donne non denunciano perché non c'è indipendenza economica, questo è quanto dice il Presidente della Cassazione all'anno giudiziario, mentre il Ministro Nordio arretrati in calo. Insomma, qualcosa nella giustizia forse sta migliorando sui tempi. Gaza, la strage dei disperati del cibo, Israele sotto accusa, indagheremo. E poi le vicende legate a Hillary, nega il flirt, ma ci sono le chat con l'altro uomo, le parole di Cristiano Iovino possono pesare sulla separazione, lei confermo la mia verità, insomma questioni legate a Hillary e Totti. Adesso la prima pagina del Giornale: arrivano 1.000 euro per gli anziani poveri, il provvedimento dal governo via libera all'assegno per tutti gli over 80 non autosufficienti. Questo ancora. E ancora leggiamo borse come Flebo, bufera sull'influencer, ok alle leggi anti-Ferragni, ma vedete a New York guerra ai social, pericolosi più dell'alcol, nuoce gravemente alla salute, i social finiscono all'indice come alcol, tabacco e pistole. Scusa, quella foto è fantastica, cioè lei sta facendo la Flebo e nel frattempo mostra le borse. E vedi, c'è anche la borsa proprio attaccata a quella che dovrebbe essere proprio l'asticina su cui si mette la Flebo. Ancora, leggiamo la Shoah, Piantedosi chiede di rinviare il corteo pro Gaza e le altre prime pagine possiamo andare su Avvenire. La giustizia si muove, questo è il titolo di Avvenire. La Presidente della Cassazione Cassano: pesanti ricadute dalla rapida successione di leggi. Tra le 330 vittime di omicidio nel 2023, 120 donne. Il governo vara il DDL sugli influencer, cause arretrate in calo sia nel civile che nel penale. E il Nordio dice più risorse, il 2024 sarà un anno di conferme. Fotonotizia drammatica: spari sui civili in coda per il cibo, scade l'ultimatum per i profughi di Khan Yunis. Tajani parla ancora e ha ribadito quella che è l'idea dell'Italia di 2 stati. Il PD locale punisce la consigliera Bigon, la protesta dei cattolici, non è più vice segretaria di Perché Verona. lei si era astenuta, no? La consigliera. L'astensione sulla legge esatto. regionale, insomma, viene pagata con punita. Esattamente, viene pagata con questa decisione qua. Parte la riforma per gli anziani, ridotto il bonus a quelli poveri, dall'ipotesi iniziale di 1.000 euro si scende a 850 per gli ottantenni più gravi. Ancora il tempo di leggere forse un'ultima prima pagina con il Fatto Quotidiano. Sì. Eccola qui: nomine ANAS, freni al figlio di Verdini. Ci pensa Matteo, il sottosegretario leghista, spendeva il nome del leader. Ci fermiamo qui. Bene, ci fermiamo qui, fra pochissimo parleremo della nuova indagine dell'Istat sulle povertà e l'emarginazione anche dalle nostre parti. State con noi, buongiorno Sicilia, adesso un'occhiata al tempo, importante, prima di uscire.
Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una situazione meteo buona per lo più sulla nostra penisola anticiclonica, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente alla Val Padana con nebbie e foschie poi in diradamento diurno e a nubi basse accompagnati da foschie sul medio-basso versante tirrenico ma in assenza di fenomeni. Andiamo più in dettaglio e diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sulla Sicilia, un venerdì di bel tempo con sole prevalente sull'isola, fatta eccezione per un po' di nubi sull'area tirrenica ma in assenza di precipitazioni. Clima mite, temperature massime ancora una volta oltre le medie della stagione, un po' ovunque prossime ai 16-18 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà sabato, ebbene la situazione non cambia, la pressione atmosferica alta garantisce condizioni di stabilità, ampi spazi assolati, una ventilazione in prevalenza debole, temperature diurne ancora elevate per il periodo, prossime anche ai 17-19 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi Meteo oppure consultate il nostro sito web. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mia... Stiamo ridendo perché dicevamo a quest'ora è perfetto quello che abbiamo appena visto per una piccola colazione. Benvenuto al professor Francesco Maria Chelli, che insegna statistica economica all'Università Politecnica delle Marche ed è presidente, attenzione, facente funzione dell'Istat. L'Istat ci fa venire subito in mente le statistiche e infatti c'è un nuovo rapporto proprio dell'Istat che riguarda la diffusione purtroppo della povertà nel nostro paese e oggi sarà presentato, è vero professore, alle 11 al Palazzo delle Scienze con questo titolo, Disuguaglianza e povertà, la situazione del paese dagli ultimi dati dell'Istat appunto. E la persona, come dire, più importante per indicarci come vanno le cose ce l'abbiamo qui in studio. Professore, allora che cosa viene fuori? Viene fuori un quadro, diciamo, molto variegato anche nel territorio. Abbiamo pensato fosse importante già 4 anni fa all'Istat di ricominciare a ristudiare tutto il metodo di misurazione della povertà. Sono due termini molto semplici, sono due criteri, due metodi per stimare la povertà. Uno è la povertà assoluta, ecco, e la stimiamo praticamente in Europa quasi solo noi, solo in Italia. È un lavoro molto serio perché va a misurare tutti quelli che sono i bisogni alimentari, i bisogni delle persone, dei fitti, eccetera, eccetera, di una vita, diciamo così, dignitosa, e stabilisce una soglia che normalmente non è la stessa in tutto il territorio perché, come sappiamo, ci sono differenti livelli economici, e poi tutte le persone o le famiglie che sono al di sotto di quella soglia vengono considerate persone in povertà assoluta. Allora, in Italia, cominciamo da questo, professore. Per quanto riguarda in generale il paese e poi ci interessa naturalmente, se lei può, di più la Sicilia. Sì, diciamo che i dati sono abbastanza, li diffondiamo per ripartizione, quindi centro, nord, nord-est, nord-ovest, eccetera, eccetera, mezzogiorno, sud e isole, e ora possiamo andare ai dati. Per l'Italia siamo intorno al 9%. Della popolazione. Della popolazione, sì, è un dato... Quindi il 9% della popolazione italiana vive in condizioni di povertà assoluta. Sì, però come dicevo prima, questo dato deve essere poi letto sotto varie prospettive. Certo. Le prospettive sono, per esempio, quella territoriale. Nel Mezzogiorno si conferma lo svantaggio. Per parlare, diciamo, nel Mezzogiorno i poveri sono oltre 2.500.000, i poveri assoluti, come numero. E in termini percentuali, quindi 2.500.000? Sì, è molto più alta perché nel sud risiede circa il 30% della popolazione. Le faccio un esempio: 2 milioni e mezzo nel sud, 2 milioni e 300.000 nel nord, ma nel nord risiede circa il 50% della popolazione, nel sud il 30%, nel mezzogiorno. Quindi quando dico mezzogiorno intendo sud e isole. Sì, tutto il mezzogiorno. Quindi il primo punto, una visione ripartizionale, geografica. Le chiedo subito questo: Prego. aumento o in diminuzione questo dato? O stabile? No, è un dato in aumento. In aumento. Noi, adesso è importante essere chiari, abbiamo fatto questo lavoro per rivedere, ricostruire un lavoro che è stato corale con la Banca d'Italia, con tante università, l'Istat, Certo. per rivedere i criteri, per ricapire se tutto era, diciamo, ancora attuale. Abbiamo rivisto molte cose e questo lavoro va a prendere il dato del 2022. A marzo, quindi tra un mese,
se vuole posso tornare. L'aspettiamo quando vuole. A marzo, professore. circa tra un mese, usciremo con i dati del 23, quindi molto presto rispetto all'anno che è Vabbè, passato. questa è la povertà assoluta. L'altro criterio dato, qual è? L'altro dato, sono diversi criteri. L'altro dato è la povertà relativa. La povertà relativa è una forma, diciamo, di misura più della disuguaglianza che non della povertà. Ecco. Diciamo, noi viviamo in una società civile, in una società dove ovviamente abbiamo persone che ci circondano, quindi un ambiente sociale, e chi si trova in povertà relativa vuol dire che è al di sotto, diciamo, di quella che è la mediana di una famiglia di 2 persone. Quindi si prende il consumo medio di una famiglia di 2 persone. Se una famiglia di 2 persone ha meno della metà di questo consumo medio, vuol dire che versa in condizioni difficili, però sono 2 concetti diversi. Ecco, diversi, sì. E lì che dati possiamo tirar fuori? Qui nella povertà relativa i dati sono leggermente più alti, ovviamente, perché chiaramente abbiamo chiaramente una Certo, cresce perché non è quella assoluta, ma tiene conto di una serie di altri criteri. Tiene conto di una serie di altri criteri, quindi i dati sono leggermente più alti. Diciamo che noi siamo poveri rispetto alle persone che ci circondano, ecco, è diverso. Invece quando siamo assolutamente poveri vuol dire che non riusciamo a assicurare a noi, ai nostri figli, alla nostra famiglia, i livelli minimi che ci permettono di essere ben nutriti, ben curati, di vivere in un ambiente dignitoso, una casa, il riscaldamento. Ecco, sono 2 concetti diversi. Uno è più un concetto di povertà e l'altro è più un concetto di... La differenza però è che la povertà relativa noi la calcoliamo, ce l'abbiamo, diciamo, in modo che si può leggere contemporaneamente in tutti i paesi d'Europa, quindi possiamo fare questi confronti, questi paragoni, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro ultimo livello, metodo di misura, che è quello che misura proprio l'Eurostat, che è sui nostri dati naturalmente, è una ricerca europea sui redditi, ed è il rischio di esclusione, il rischio di povertà e il rischio di esclusione, questa è un'indagine a livello europeo, e sono 3 criteri: rischio di povertà, bassa intensità di lavoro e grave deprivazione materiale. Se una persona, una famiglia, ha almeno uno di questi criteri, è in povertà, diciamo, è a rischio di esclusione e rischio di povertà. In Italia l'ultimo dato, quello del 22, l'ultimo dato che è uscito, è molto alto rispetto ai numeri che abbiamo visto prima. Parliamo di una famiglia su 4, il 25%. Caspita, è sì, perché basta avere uno solo di questi 3 fattori di rischio per entrare, naturalmente... Invece, mi scusi, la povertà relativa non abbiamo detto il dato. La povertà relativa, sì, glielo posso guardare perché è leggermente, come le dicevo, leggermente più alta, immagino. Sì, è leggermente più alta e siamo intorno... Sì, se quella assoluta era del 9... Sì, qui... siamo leggermente più alti. Aspetti un secondo solo, non vorrei dirle una cosa. No, possiamo ragionare, se prima è intorno al 9, qui dobbiamo sicuramente andare un po' più in su, perché purtroppo... Allora, le dico subito, la soglia è nazionale, a differenza della povertà assoluta, dove le soglie vengono calcolate a livello locale, perché varia molto il costo della vita tra il centro di Milano, per esempio, e un paese di periferia della Campania. È chiaro che il costo della vita è diverso. Invece la povertà relativa ha una soglia nazionale che è pari a 1.150 euro per una famiglia di 2 persone. Se una famiglia di 2 persone ha un consumo inferiore a 1.150, cade dentro questa povertà relativa. Il dato della povertà relativa, glielo do subito, è un dato. Le famiglie povere sono... c'ho anche il dato del sud. Sì. La povertà relativa familiare è il 23,3% al sud. Sale parecchio, Sì, sale parecchio. Questo nel 22, in leggera risalita rispetto al 21. Quindi non è molto, era al 22,7, siamo passati al 22,3. Qui parliamo delle famiglie. Per quanto riguarda gli individui, invece, la povertà relativa, sempre parliamo al sud, è del 26,4%. In Italia però noi dobbiamo confrontare quel 9% di prima col dato italiano. In Italia è 14,8 nel 22, quindi è un po' quindi più alto. Che cosa ci dicono queste cifre, professore? Ci dicono che c'è un bisogno diffuso soprattutto sul territorio, soprattutto dove le famiglie hanno minori, che è un dato molto importante, soprattutto dove le famiglie comprendono persone straniere. Queste sono le vere, gli aggregati dove maggiormente
si concentra la povertà. Ecco, soprattutto in queste situazioni, soprattutto dove rimane una persona da sola sopra i 65 anni e così via, c'è bisogno di queste analisi per cercare di alleviare questo fenomeno che, insomma, in un paese avanzato come il nostro non è che ci faccia. E rispetto all'Europa, senza entrare nei dettagli delle percentuali, noi come siamo messi? Rispetto all'Europa noi dobbiamo partire dal dato, quello diciamo comune. No, è un paese diciamo assolutamente in linea con i grandi paesi, sì, dove rimangono questi aspetti, però naturalmente sempre che cosa ha causato? Ecco, mi piacerebbe che i nostri telespettatori, i nostri amici che ci sentono capissero bene che cosa ha causato questo incremento, diciamo, di questo fenomeno. Soprattutto noi pensiamo sia stato una conseguenza della grande spinta inflazionistica che c'è stata tra gli anni 21 e 22. Chi paga più il conto, diciamo, di un aumento dei beni alimentari, del gas, della luce? Chi lo paga di più il conto? Lo pagano le persone meno abbienti. Per questo ha fatto sì che questi numeri sono aumentati. Ora che l'inflazione è tornata, diciamo, in un alveo di tranquillità, mettiamo così, adesso sapete che siamo a numeri molto bassi, sotto il 2%, questo fenomeno si dovrebbe attenuare. Quindi la prima cosa importante è stata fatta. La seconda cosa è il lavoro. Ecco, perché voi fate indagini importanti anche sul Certo, mercato del lavoro. E lì come andiamo? E lì il mercato del lavoro è in continuo, da diverso tempo, è in continuo aumento. Il numero di occupati, soprattutto il numero di occupati a tempo indeterminato. E noi sappiamo che quando una famiglia ha una persona di riferimento, che una volta si chiamava il capofamiglia, oggi si chiama persona di riferimento, che è in cerca di occupazione o non ha lavoro, quella famiglia è a rischio altissimo di povertà, come naturalmente. Quindi più aumenta il lavoro, soprattutto più aumenta un lavoro stabile a tempo indeterminato, diciamo così che una persona possa anche prendere un mutuo se ha bisogno, cioè tutte cose che noi sappiamo, però quindi tutta la politica che fa sì che il mercato del lavoro risponda a certe sollecitazioni, è chiaro che aiuta questo fenomeno, e questo è un fenomeno dell'aumento del lavoro che va avanti da diverso tempo. Professore, la spinta inflazionistica che ha causato tutti questi guai era dovuta a che cosa? E soprattutto ai beni energetici. È da lì che è venuto tutto il gas, le turbulenze, diciamo, anche politiche, anche la guerra in Ucraina, tutto il problema del gas che ha avuto conseguenze in tanti prodotti, ma soprattutto nei prodotti energetici. Tutte le famiglie hanno visto le loro bollette raddoppiare, eccetera, eccetera. E come rimedio, abbiamo sentito, c'è stato un aumento dei tassi che ha provocato ancora altri guai, o no? Anche se ha corretto in basso l'inflazione, però... Sì, diciamo che la stretta che ha dato la BCE, penso che quello... questa stretta, come si chiama, è stata però necessaria. Ha prodotto sicuramente dei problemi. Una contrazione dell'economia, no? È una contrazione dell'economia, ma ripeto, vivere in un'economia con alti tassi di inflazione, eravamo abbondantemente intorno al 10%, una cosa che non si vedeva più da quando è entrato l'euro. Vivere in un'economia di quel tipo è un'economia drogata, è un'economia in cui il prezzo, diciamo, lo pagano i più deboli. Insomma, è stata un'operazione dolorosa, ma secondo me necessaria. Quindi la lezione che traiamo è che le guerre, la guerra, l'Ucraina, non è soltanto una tragedia per esseri umani che muoiono, famiglie distrutte, eccetera, ma ha anche delle conseguenze per il resto del mondo, nella sostanza. E viviamo in un Questo mondo, vuol dire. Viviamo in un mondo globale, lei dice benissimo, adesso chiudono il passaggio per arrivare al canale di Suez e tutto il mondo che dipende dal canale di Suez abbiamo appena letto un dato che ci ha subito inquietato, di proprio proiezioni di crescita. Non so se Angelo riesce a recuperarlo. Sì, comunque lo possiamo immaginare che, insomma, ci provocherà altri dolori, proprio sull'energia innanzitutto. Sì, ma soprattutto nel commercio l'energia sicuramente, il gas liquido diciamo quello che passava proprio per questo diciamo canale dove vengono attaccate le navi, e poi per arrivare al canale di Suez adesso deve fare tutto il giro dell'Africa. Ma c'è anche da dire un'altra cosa che diciamo è molto importante, che non c'è più diciamo un'economia regionale
che possa svilupparsi, progredire indipendentemente Autonomamente. dalle altre. Qui siamo tutti in una grande rete e queste notizie che vengono appunto da altri conflitti, da tutti questi conflitti che si accendono, si spengono eccetera, non fanno altro che... Certo. Noi usciremo, ecco, questo posso dare la notizia, tra pochi giorni usciremo con il primo dato del PIL del 2000 completo del 2023, quindi magari con quel dato lì cercheremo di capire se effettivamente come siamo andati nel 2023, come siamo andati rispetto alle previsioni. Ce l'ho fatta sapere per prima, professore. Molto volentieri. Allora, l'appuntamento per tutti è alle 11 oggi all'Aula Magna del Palazzo delle Scienze di Catania, disuguaglianza e povertà, situazione del Paese dagli ultimi dati dell'Istat, con il professore che è stato nostro ospite, lo ringraziamo, Francesco Mariachelli, che insegna statistica economica all'Università Politecnica delle Marche ed è presidente facente funzione dell'Istat. Grazie e buon lavoro. Io ringrazio voi dell'invito e saluto tutti i telespettatori. Buon lavoro anche per stamattina. Breve pausa e poi continueremo con altri ospiti e altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo con noi e siamo molto lieti di ospitarlo Salvo Coccina, che è dirigente generale della Protezione Civile per la Sicilia. Oggi ci sarà alle 12 un test importante, ci illustri quale? Sì, alle 12 oggi tutti i cellulari di una determinata area squilleranno e visualizzeranno un segnale, un messaggio. Il test vuole simulare il collasso della diga di Ancipa. La diga di Ancipa è una grossa diga gestita da Enel che si trova a Troina, a 1000 metri di altezza, quindi molto alta. Certo. Che è in meravigliose condizioni, però appunto la Protezione Civile fa prevenzione, quindi si ipotizza lo scenario che possa succedere nel caso in cui questa diga dovesse collassare, dovesse cedere, una diga in cemento armato. Noi avremmo una grossa massa di acqua che da 1000 metri di altezza si riversa a valle. A valle dove? Ribadiamo che si tratta di un'esercitazione, quindi è tutto a posto. Le aree interessate... Si riversa sul fiume di Troino e sul fiume di Simeto, e quindi le aree interessate quali sono? Da nord a sud, ma sono i comuni di Randazzo, Cesarò, San Teodoro, Centuripe, Bronte, Belpasso, Adrano, Motta Sant'Anastasia, per arrivare fino a Catania, alla piana di Catania, che sarà dove l'acqua arriverà con meno impeto dopo alcune ore, ma sarà soggetta a fortissimi allagamenti. Ecco, questo è lo scenario. Nel caso ci dovesse capitare questa sciagura che, ripetiamo, è solo simulata, non c'è nulla, simulata, per fortuna nulla di autentico. In ogni caso l'allarme andrà secondo i canali tradizionali alle strutture di protezione civile, quindi a tutti i sindaci, alle province, alle forze dell'ordine, alla prefettura, vigili urbani, forestali, vigili del fuoco 112, 118, e questo arriva tramite i canali istituzionali. Invece i cittadini saranno colpiti, da questo messaggio di IT Alert che arriverà ai cellulari dell'area di questi comuni. Non è escluso però, come è avvenuto in altre situazioni, perché il messaggio, l'onda telefonica non è precisa, possa arrivare anche in comuni diversi da quelli che abbiamo elencato, e addirittura possa arrivare anche nel Messinese. Il test serve per questo, per capire la precisione con cui arriva questo segnale e per capire se il segnale arriva, perché l'altro problema qual è? Potrebbe non arrivare in determinate condizioni al colui che si trova nell'area, quindi a coloro che hanno gli agricoltori dell'area, un'area a vocazione agricola, ci sono piccoli stabilimenti industriali, poi addirittura nella piana di Catania c'è un'area industriale, ci sono dei villaggi del Simeto, ricordiamo appunto che l'area è questa, quindi il messaggio serve a capire il grado di ricezione. Quindi la Protezione Civile, vediamo se ho capito bene, fa questi test anche per capire non solo le aree che copre, ma se il segnale arriva. Se arriva o non arriva. È successo in altre esercitazioni. Ricordiamo che il sistema è stato sperimentato per la prima volta in Italia su Vulcano, nell'isola di Vulcano, e poi su tutta l'isola. Raggiungerà in questo caso centinaia di migliaia di cellulari, e quello che chiediamo a noi, ai cittadini, oltre che visualizzare il messaggio, se possibile, anzi raccomandiamo di rispondere poi
a un test, si può rispondere, all'incodo al messaggio c'è un link a cui si può, diciamo, comunicare se il messaggio è stato ricevuto o meno, e questo è importante per capire un riscontro, diciamo, per capire appunto se c'è il riscontro a questa comunicazione. Voi l'avete fatto già altri in precedenza, la gente risponde? Sì, la gente risponde, ma in misura, diciamo, limitata, non rispondono, hanno risposto 4 milioni, 3 milioni e mezzo di siciliani che hanno ricevuto il test nella scorsa volta. Chiaramente appunto ciascuno lo interpreta a modo suo il messaggio. Alcuni vengono anche colti da paura e telefonano al 112, al 118. Infatti 112 e 118 sono stati allarmati da noi perché riceveranno una decina, presupponiamo una decina, 50 comunicazioni, così come avuto la volta scorsa, e chiediamo appunto che ci facciano un report per capire appunto le reazioni delle persone, perché la persona che si vede visualizzata qui un messaggio, a secondo dell'attenzione che ha, del grado di cultura, del momento in cui si trova, può reagire in modo diverso. Quindi ricordiamo che quando lo riceveremo a mezzogiorno, compresa l'area di Catania e poi tutti i comuni che abbiamo elencato, da Adrano a San Teodoro a Troina e forse ancora di più, ricordiamo che si tratta di un test, quindi non c'è nulla di concreto, grazie al cielo, e che si può rispondere, ed è anzi ben accetto se si risponde. E terza cosa, è inutile chiamare il 112 e dire aiuto, che sta succedendo, perché si tratta di una esercitazione importante, sarà positiva. completata anche, oltre che dal test, anche dallo spostamento di volontari di protezione civile, vigili urbani, tecnici comunali, forze dell'ordine in 66 cancelli. Cosa sono i cancelli? Sono i punti in cui la viabilità, strade statali, provinciali e comunali intersecano il fiume, e quindi in caso di onda di piane devono essere chiusi per evitare pericolo alla popolazione. Il piano di protezione civile prevede che appena arrivata allerta queste persone si spostino sui cancelli e interdicono la circolazione, perché purtroppo le vittime, i feriti, le persone coinvolte in questi eventi avvengono perché sono travolti dalla corrente, avvengono anche per imprudenza. E quindi o ci per sarà questo movimento di mezzi e di uomini? Ci sarà un movimento di uomini che è limitato, ripeto, serve semplicemente approvare questi 65 posti di blocco, chiamiamoli cancelli, noi li chiamiamo in gergo tecnico, ed è appunto una verifica nostra ulteriore al test che facciamo solo in Sicilia per capire se abbiamo mezzi, uomini sufficienti per poter presidiare quei posti e per verificare se i posti sono corretti o meno, i punti su cui bloccare la circolazione. Le faccio un'ultima domanda che, come già in buona parte ha già risposto con un elenco di attività che fate. La protezione civile cresce sempre di più in Sicilia, mi pare di capire, sempre più ci teniamo esercitati, cerchiamo di fare appunto tutto quanto possibile, compatibilmente appunto con le risorse che abbiamo. La Regione e i Comuni, lei sa meglio di me, che sono ormai con scarse risorse, diciamo, sia economiche che di personale soprattutto, e quindi la forza in cosa consiste il sistema di protezione civile, che ci muoviamo all'unisono, quindi tutti insieme al momento dell'emergenza, dalle componenti statali coordinate dalla prefettura. La prefettura seguirà l'esercitazione a livello provinciale, sono interessate 3 prefetture, Catania, Messina ed Enna, oltre a Siracusa, dimentico anche in via indiretta, perché la provincia di Siracusa sarà interessata dalla simulazione, perché cosa succederà se dovessero collassare tutti i ponti sul Simeto, la provincia di Siracusa sarà isolata rispetto alla Sicilia del Nord, quindi c'è anche questa ipotesi, questa simulazione. Quindi è un sistema di protezione civile che si muove coeso e quindi deve sapere comunicare tra le proprie componenti e anche con i cittadini, e soprattutto godere dell'apporto dei volontari, che sono la massa numerosa che ci aiuta in tutte le Questo è situazioni. importante, l'altra volta anche lo aveva ribadito. Ci illustri un po' il ruolo e anche la dedizione dei volontari, perché questo è importante, è un bel segnale. I volontari io li definisco i cittadini attivi, il cittadino che oltre a proteggere se stesso, e già se tutti i cittadini lo facessero sarebbe una grandissima cosa, protegge anche gli altri, quindi mettono a disposizione degli altri il proprio tempo, la propria passione, perché è gente animata da passione sicuramente, per queste attività di protezione civile, sia in fase di prevenzione. Questa è un'attività di prevenzione, certo. Parliamo sempre di prevenzione, forse a qualcuno darà fastidio questa attività di oggi, lo disturberà,
però la prevenzione è questa, forse non si capisce quando sia utile, però ce la ritroveremo in caso di emergenza, quindi il volontario agisce sia in fase di prevenzione, soprattutto in emergenza. La prossima prova in cui vedremo i volontari dell'azione sarà la festa di Sant'Agata. Sarà la festa di Sant'Agata perché, come sapete, la festa di Sant'Agata è un unicum a livello internazionale, certo. Centinaia di migliaia di presenze, quindi un problema di gestione della sicurezza, non solo di ordine pubblico, ma gestione della sicurezza, gestione dei eventuali comportamenti anomali, fenomeni di panico, e quindi ci sarà una massiccia presenza, oltre che del tradizionale dispositivo promosso dal comune, dalla prefettura, quindi forze dell'ordine. Anche ci sarà un massiccio spiegamento di volontari che verranno da tutte le province della Sicilia. Questo non fa che rassicurarci ulteriormente, spingerci a fare i complimenti alla nostra protezione civile, che sarà quindi attiva anche durante la giornata e i giorni delle festività di Sant'Agata, ormai vicinissime. Ricordo che il test di allerta che riceveremo sul telefonino sarà oggi alle 12, protezione civile con il nostro dirigente generale Salvo Cocea. È una esercitazione, quindi non si tratta di un allarme autentico, ma è una esercitazione cui è bene rispondere senza chiamare 112, non c'è bisogno, anzi viene sconsigliato per evitare di intasare tutto quanto. Grazie ancora, buon lavoro, complimenti per le cose che fate. Adesso subito l'almanacco del Buongiorno Sicilia, state con noi. L'olio essenziale di lavanda offre diversi benefici. È antibiotico, antisettico, analgesico e riequilibrante. 3 o 4 gocce nel diffusore conferiscono agli ambienti domestici un profumo di pulito, depurandoli e assorbendo i cattivi odori. L'olio essenziale di lavanda può essere usato anche nelle stanze da letto ed è un ottimo disinfettante per il bucato. Basta aggiungerne alcune gocce in lavatrice insieme al detersivo. Se vince alla lotteria in Canada, non basta avere il biglietto vincente, devi anche risolvere un problema di matematica prima di poter riscuotere il premio. Questa è una regola che, me ne rendo conto, sembra assurda, ma serve a evitare che le lotterie siano considerate illegali in Canada, dove i concorsi a premi devono avere un elemento di abilità. Le domande di solito sono semplici, ma se non le sai, non puoi incassare la tua vincita. Oggi vi parlo di un modo di dire siciliano molto famoso, ammucca la puni. Sapete che significa? Si tratta di un modo colorito per definire una persona credulona, ingenua, che si lascia abbindolare facilmente da chiunque. L'espressione deriva dall'azione di ingoiare un calabrone, ulapuni, rimanendo a bocca aperta per la meraviglia. In Sicilia infatti si dice che chi è troppo stupido o fiducioso rischia di ammuccare, cioè di ingoiare anche un insetto velenoso senza rendersene conto. Questo modo di dire ha anche delle varianti a seconda della zona dell'isola. Ad esempio nel messinese si dice mucca lapuni, mentre nella zona di Gela si dice mucca lapi. Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno Sicilia, ci colleghiamo con il professor Carmelo Camelo, giusto l'accento? Sì, Camelo, giusto. Camelo, il quale ha una caratteristica particolare che ci fa molto piacere naturalmente mettere in evidenza. Lui insegna italiano e inglese alla primaria Rita Borsellino di Palermo e invece di dare i voti cosa fa? Non mette i voti, che fa professore? Allora, facciamo una premessa che appunto oggi si chiama primaria la vecchia scuola elementare, ma dal 2020 non si mettono più voti numerici, ecco. Però quello che faccio io è che scrivo comunque dei commentini incoraggianti nei quaderni dei bambini, quando mi porto i quaderni a casa per supervisionarli e vedere quello che fanno poi concretamente nel quaderno, oltre a mettere le piccole correzioni, alla fine del quaderno metto dei messaggi scrivendo le cose che vanno e le cose migliorabili, però con paroline dolci, ecco, diciamo così: sono fiero di te, ti voglio bene, oppure posso aiutarti in qualche modo per migliorare. Sono tutti testi incoraggianti che servono per, come dire, motivare ulteriormente forse i bambini, no?
Assolutamente sì, perché noi sappiamo, noi insegnanti con i bambini sappiamo che non c'è apprendimento se non con la dolcezza, la motivazione, con le emozioni positive, ecco. C'è un fondamentale rapporto affettivo con i bambini. Senza questo il bambino non apprende. Ti faccio un esempio: se il bambino entra in classe ed è triste perché ha avuto magari un problema a casa, non si metterà mai al banchetto a scrivere al quaderno, non studierà mai. Quindi per prima cosa bisogna curare il problema nel cuore e poi aiutarlo a crescere nel cervello. Quindi è un lavoro anche da psicologo, professore, che è quello che Noi lei... insegnanti siamo anche psicologi, sì, è così. È vero, è verissimo. E ha un ottimo riscontro, immagino, no? Ci dica un po' com'è. Con i bambini? Sì. Sì, assolutamente, è scontato, cioè nel senso i bambini sono felici di questo rapporto. Ecco, io diciamo sono diventato secondo me inutilmente famoso per questi messaggini, ma siamo tantissimi insegnanti che lavoriamo sulla motivazione e certamente i bambini sono felici. Io voglio bene ai bambini, sento che i bambini mi vogliono bene e questo poi è la base per crescere bene tutti. Ma anche lei io. professore, è anche una star di Instagram, è vero? Complimenti. Sono per così dire un influencer, che è una parola che mi mette a disagio questa parola. Sì, visti i tempi forse sì, però nel suo caso è estremamente positivo. E cosa fa lì su Instagram, se posso chiederle? Certo, io racconto le storie dei bambini oppure mi confronto con altri insegnanti su metodi didattici, cerco di raccontare anche la bellezza della scuola e quindi si è creata a poco una comunità educante di persone che mi scrivono anche aprendosi in maniera molto intima e nascono dei bei dialoghi a partire poi dalle storie della scuola che racconto su questo profilo, ecco. Maestro Gabriele. Fantastico, lei appunto la sua esperienza di psicologia l'ha fatta anche da studente, ma è stato anche un nostro collega, lei è un ex autore televisivo, è vero? Ho lavorato 10 anni in televisione come autore di inchieste e documentari, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato alle Iene, Rai, Mediaset, ho girato un po' finché mi mancava la Sicilia e ho scelto di abbandonare Roma e Milano per venire a vivere a Palermo, città che adoro, e per farlo mi sono detto vabbè, dovrei, a parte che diciamo lavoravo nei canali nazionali, quindi non sapevo come poter trovare lavoro in televisione in Sicilia e quindi mi sono detto devo avere un lavoro statale, mi piacciono i bambini, potrei fare il maestro e così mi sono ritrovato a fare il maestro a Palermo cambiando vita, ecco, ho lasciato le Iene e mi sono ritrovato alla Vucciria a Palermo. Fantastico. Dalle telecamere al quaderno, perché lei dice che il quaderno è un po' il cuore di tutto, è vero? Il cuore della didattica è il quaderno, ancora oggi è così? Allora, è il fulcro della didattica. Il quaderno assieme a tante altre cose, però il quaderno è una finestra, no? Una finestra sul bambino e una finestra per i genitori per vedere quello che si fa in classe. Quindi è un anello di collegamento fra genitori, bambino e insegnante e quindi è importante chiaramente prendersi cura di questo quaderno, ma non è solo il quaderno. Chiaramente lavorare a scuola è un mondo, ogni volta che si entra in classe ci sono tante cose di cui prendersi cura. Devo dire che i cuori della didattica sono tantissimi, non solo il quaderno, ecco. Certo, che riscontri ha dalle famiglie? Immagino positivi, ma siccome ultimamente sentiamo come dire, proteste anche vivaci, per usare un termine come dire, semplicemente di allusione, da parte degli insegnanti, lei che risposte ha dalle famiglie invece? Proteste da parte degli insegnanti? No, da parte delle famiglie che leggono i quaderni dei loro piccoli. Cioè, no, chiaramente sono tutti contenti, cioè, nel senso la serenità, parlare di emozioni positive, parlare di motivazione, prendersi cura è qualcosa che è oggettivamente un'energia che si diffonde fra bambini, famiglie e anche dentro di me. Io dico sempre che
che quando entro in classe non entro in classe ma entro in casa. Ah, bello questo, in casa. Ai bambini dico che siamo una piccola famiglia, no? Certo. Chiaramente poi per i genitori l'importante è vedere che il bambino cresca, che cresca didatticamente, e quindi si torna al discorso che ho detto prima: un bambino non cresce didatticamente se non è sereno, e quindi è tutto unito, serenità psicologica, crescita didattica, è un tutt'uno, ecco. Ecco, però questo poi apre un fronte in cui lei non è coinvolto, ma proprio quello della mancanza di serenità, che addirittura in certi casi dalle nostre parti sfocia nell'abbandono scolastico. Questo è come dire, una tragedia da questo punto di vista, è vero? È una tragedia, ed esistono tanti supereroi come Antonella Di Bartolo, che è una preside che c'è qui a Palermo, che lavora allo Sperone, così come ci sono tanti supereroi insegnanti che cercano di prendersi cura delle vite dei singoli bambini come se fossero appunto una propria famiglia, cercando anche di entrare in contatto con le famiglie difficili, quindi devo dire che nonostante magari la scuola a volte forse uno stereotipo viene descritta un po' in negativo, io dal di dentro posso dire che la scuola è meravigliosa, ci sono tantissime persone appassionate, in gamba, impegnate. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale Sicilia, Giuseppe Pierro, è una persona incredibile, cioè se si vanno a vedere le persone che lavorano nella scuola e quello che si fa per salvare l'Italia. Giusto, e infatti non a caso lei usa il termine supereroi, è bellissimo questo, dobbiamo imparare a utilizzarlo anche noi. Voi siete i nostri supereroi più vicini, quelli che vi occupate dei nostri piccoli, dei nostri bambini. Grazie al professor Gabriele Camelo, complimenti, buon lavoro, lo lasciamo andare a scuola, già forse ha fatto tardi oggi per colpa nostra, adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Abbiamo ospiti due imprenditori, sono Salvo Longo e Bruno Arena, che sono i gestori e i proprietari titolari di quel quinto cocktail bar migliore d'Italia che si trova a Catania. Complimenti, benvenuti. Grazie. Ma che bello, chi la fa questa classifica? Questa è una classifica stilata da un ente nazionale che si chiama Bar Giornale, loro lavorano su tutta la miscelazione sia nazionale che internazionale e diciamo che in questi anni hanno sviluppato varie categorie sul quale dare dei giudizi. I giudizi vengono dati sia dagli ospiti che possono votare tramite una prima fase, un 25%, sia da un parterre di professionisti a livello nazionale che poi giudica una prima selezione. Noi siamo arrivati prima nella top 30, poi nella top 10 per arrivare. E quindi il criterio è i cocktail, giusto? Il criterio dei cocktail, il metodo di produzione dei cocktail è tutto quello che sta attorno, che non è scontato. Noi ci siamo impuntati 8 anni fa, quando abbiamo aperto il bar, di fare diventare questo un lavoro che forse fino a poco prima che aprissimo noi un lavoro non era inteso qui sul territorio catanese, e quindi l'abbiamo proprio voluto trasformare, trattando il mestiere proprio da veri imprenditori, quindi ponendo tanta attenzione a degli aspetti che magari prima venivano trascurati e che ancora oggi delle volte vengono trascurati. Infatti adesso ci arriviamo, volevo dire che loro sono quinti, tanto per capirci, ma gli altri concorrenti sono 450, cioè non è che sono uno o due, e i professionisti sono 600 del settore, quindi doppi complimenti, perché veramente riuscire a scalare questa classifica, quinto bar in tutta Italia. Qual è allora la vostra forza, il vostro punto di forza, che lui ha appena accennato? Noi puntiamo tutto sull'empatia e sul rapporto con le persone. Il nostro primo focus è dedicato all'ascolto e all'attenzione dell'ospite, e da lì parte poi tutta la magia che Salvo vi saprà raccontare benissimo. Abbiamo proprio basato il cocktail bar, come dice Bruno, sull'empatia, non avendo una carta di cocktail, perché in realtà quando abbiamo aperto quasi 10 anni fa ormai
molte delle cose che facevamo erano di difficile comunicazione, quindi per far sì che il cliente, tra virgolette, non si spaventasse degli ingredienti un po' complicati, delle preparazioni lunghe che facciamo nei nostri laboratori, abbiamo deciso di chiedere direttamente al nostro ospite come funziona il suo palato, cosa gli piace bere, in modo da potergli dare una proposta che si possa accostare alla sua sensazione, alle sue sensazioni gustative, rompendo questo muro che si era venuto a creare tra bar e cliente. Siamo riusciti un po' a entrare nel cuore delle persone. Ma non è un lavoro complicato, cioè uno prima di bere passa un'ora. Ma no, in realtà passa il tempo che desidera il cliente, perché c'è l'ospite che ama chiacchierare con noi, l'ospite che invece preferisce arrivare subito al sodo. È molto importante appunto ascoltarlo e capire che tipo di esperienza vuole provare chi è seduto di fronte a noi. Poi ci sono... avete una risposta estremamente positiva per essere poi arrivati quinti in tutta Italia. Sì, diciamo che i clienti all'inizio erano sorpresi forse, no? Sì, assolutamente. Immagino. Sì, l'approccio è stato all'inizio un po' complicato, motivo, ripeto, per il quale abbiamo deciso proprio di interfacciarci in questo modo. Noi quando abbiamo aperto c'era un piccolo divario, soprattutto da un punto di vista regionale. Questo settore della miscelazione diciamo che è cresciuto un po' dopo rispetto a Roma, rispetto a Milano, che magari hanno cavalcato un po' prima il trend. Quindi noi ci siamo dovuti un po' adeguare da un punto di vista di tempi, e in questo modo siamo riusciti a fare un po' breccia all'interno dei cuori delle persone. Quali sono i criteri che voi adoperate? Cioè che gli chiedete? Diciamo che non bisogna essere professionisti in fatto di distillazione, liquoristica, materie prime eccetera. È importante che tu sia un professionista del tuo palato, no? Che tu conosca il tuo gusto, si parte tutto da lì. Chiaramente dopo aver rotto il ghiaccio, dopo aver appunto fatto una breve chiacchierata sul più e meno. Una volta che conosci il tuo palato diventa molto semplice, quindi andiamo a pizzicare degli indicatori di sapore, e quindi più dolce, più aspro, più amaro, speziato. Più dolce, più aspro, più amaro. O magari si parte dal tuo drink preferito, quello che bevi di solito, oppure si vanno a fare degli esempi legati al mondo della cucina, perché fondamentalmente quello che facciamo noi è un po' come cucinare, quindi andare a miscelare i sapori, un po' come si fa nei laboratori di cucina o nelle pasticcerie, eccetera. Quindi dovete avere anche un certo personale, perché per riuscire su cui puntiamo tantissimo, abbiamo puntato tantissimo, ed è fondamentalmente il fulcro della nostra riuscita. Se non fosse per il nostro staff non saremmo nella maniera più assoluta in grado di poter sviluppare il lavoro che sviluppiamo. Mi dicevate prima che questa è una tendenza che ormai è nazionale. Assolutamente, certo, ormai diciamo da anni è un movimento che diciamo è nato intorno al 2005, che ha preso la conformità di mixology, quindi un movimento di logica applicata alla miscelazione, che ha visto un po' scardinare quelli che erano i canoni comunitari, comuni della cocktaileria internazionale. Quindi sono nate quelle che oggi chiamiamo twist on classic, quindi dal classico esempio Negroni, ogni bar di miscelazione un attimino più avanzata ha iniziato a dare la sua proposta, con varie tecniche che poi si sono traslate da vari settori, come dicevo Bruno, cucina, pasticceria, sì, che tra eccetera. Che tra l'altro oggi interagiscono fra di loro, perché diventa interessantissimo vedere lavorare insieme un barman, uno chef, un pasticcere. Si possono fare tante cose insieme, andando sempre a lavorare sul gusto, sull'esperienza sensoriale. Si può bere, si può anche mangiucchiare il concetto di food pairing. Noi al bar abbiamo anche un settore di ristorazione dedicato al concetto di rievocazione, quindi abbiamo voluto riportare in auge tantissime tecniche antiche della nostra cucina. Un esempio tra tutti è il ragù della nonna, che fa la cottura di 3 giorni, che poi riposa. Il ragù della nonna che ci siamo dimenticati? Come? Che cos'è il ragù della nonna? Una cottura molto lunga, tanto amore che ci vuole, perché le nonne quello stare ci mettevano, 10 ore a mescolare questo pentolone. E purtroppo la verità dei fatti è che per alcune cose non ci sono scorciatoie, perché la tradizione ti insegna. Però ci sono anche tante tecniche un po' più innovative che si possono accostare alla tradizione, così da dare un'experience anche leggermente diversa. Questo può essere l'ambito del food pairing, in cui
per completare o per amplificare le componenti aromatiche di un piatto si abbina un drink. Un po' come si fa, come si è sempre fatto col vino, perché l'argomento è, diciamo, lo stesso, no? Si parla di acidità, si parla di bilanciamento, si parla di dolcezza, con i distillati si possono prendere varie sfaccettature. Ecco, ma volevo dire, questo è, senza voler fare piaggeria con voi, però è proprio l'opposto di quelli che dicono io vado a bere, non me ne frega niente, importante che faccia effetto. Assolutamente ci siamo capiti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che diciamo all'inizio. Perché c'è una tendenza, purtroppo viene dagli States dove loro se ne fregano, beviamo, diciamo che adesso è diventata una questione di cultura su cui noi abbiamo lavorato e spinto moltissimo. Quando abbiamo aperto questa cultura probabilmente faceva difficoltà a esistere e noi ci siamo messi in mano questo impegno che voleva appunto portare all'educazione del cliente a vivere un'esperienza, ecco, non a bere per bere. Esatto, cosa fatta poi con estrema semplicità derivante dal nostro metodo, perché la verità dei fatti è che chiacchierando io ogni volta ti racconto una storiella che magari ti può interessare, quindi tu la volta dopo tornerai che hai un aneddoto sul gin magari e ne assaggiamo un altro, o su qualsiasi altro distillato o su qualsiasi altra storia. È come dire, anche un modo colto, intelligente, nuovo anche di proviamo poi. Complimenti a Salvo Longo e a Bruno Arena. Grazie, che sono i titolari di questo quinto cocktail bar migliore d'Italia, hanno strabattuto 450 rivali. Davvero buon lavoro, complimenti e buona bevuta ai vostri clienti. Noi facciamo una breve pausa e poi parleremo d'altro, state con noi. Buongiorno Sicilia. Buon weekend! Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Questo fine settimana l'Icodia Eubea si trasforma in un teatro dell'eccellenza enogastronomica a cielo aperto. È infatti in programma la 7ª edizione del Cicerchia Fest, in programma escursioni e visite guidate del piccolo borgo contadino, poi cooking show, parata di artisti di strada, spettacoli, danze celtiche e laboratori di giocoleria. Per tutti gli amanti della pizza, sabato 27 gennaio in piazza Guglielmo II a Monreale e domenica 28 all'Almohad Parco Cittadino di Carini va in scena Pizza in piazza. Un'occasione per vedere le maestranze siciliane cimentarsi nella difficile arte bianca, in uno spettacolo tutto da gustare con gli occhi, prima ancora che con il palato. Uno spettacolo di magia folle, ricco di risate, stupore e suspense. Un mago e un prestigiatore, Francesco Scimemi e Francesco Frattarelli, mettono in scena in chiave moderna tutte le sfaccettature della magia, grandi illusioni, mentalismo, esibizioni di estremo pathos fino a dei numeri in cui si ride a crepapelle. 1 ora e 30 minuti per un atto unico, dal 26 al 28 gennaio 2024 al Teatro Jolly di Palermo c'è Magicomio di professione che promette di stupire grandi e piccini. Per gli amanti dell'arte invece proseguono le visite guidate alla mostra Mirò, la gioia del colore al Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele a Catania. L'iniziativa, proposta dall'Associazione Guide Turistiche di Catania, è in programma sabato 27 gennaio alle 17 e domenica 28 gennaio alle 11 e alle 17. E anche per questo fine settimana vi abbiamo suggerito delle belle cose da fare in questi giorni. A giovedì prossimo e buon weekend! Il buon weekend ci deve guidare la persona giusta e noi ce l'abbiamo, è Marco Amato che sta già tracannando la sua ennesima tazzina di caffè perché aspettava, dice quando arrivano. Vediamo la tazzina oggi, scusa, non si vede molto bene. Allora, argentata o sbaglio? Palese. Vai pure Marco, vai. Allora,
Splendido weekend che inizia oggi con una luna in leone orgogliosa e fiera. Ebbene, anche se Orgogliosa e non... fiera. beh sì, il leone, sapete che è ferino, no? È tutto da disinnescare, seppure un segno zodiacale che cala tantissime emozioni perché è uno dei segni più intensi e fieri di tutto lo zodiaco. La luna nel leone è indice sempre di chiarezza, ma non va molto d'accordo con Urano in toro, il che significa che questo weekend si salvi chi può, nessuno le manderà a dire. E in particolare, cari ragazzi, sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, quelli che saranno più veementi in questa cosa. Quindi attenzione, perché le loro esplicazioni saranno forse sì molto ad alto impatto, ma assolutamente veritiere. Mentre invece i Terra, Toro, Vergine e Scorpione tenderanno moltissimo a trascorrere un weekend un po' più meditativo e riflessivo, anche se il Toro si concede un po' di più in amore, mentre invece la Vergine tenta di capire qualcosa che ha perso, mentre il Capricorno invece progetta ancora nuovi mondi e dimensioni. E a proposito di questo, Acquario, Gemelli e Bilancia insuperabili nell'immaginare nuove dimensioni, soprattutto lavorative, Gemelli, affettive la Bilancia, e l'Acquario un po' di tutto, proprio perché i pianeti si stanno spostando verso l'Acquario, quindi il segno zodiacale che più di tutti dà suggestioni. Dulcis in fondo gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Ottimo per il Cancro una rivalutazione in termini lavorativi, affettivi e logistici, mentre invece lo Scorpione andrà assolutamente verso delle soddisfazioni lavorative e verso nuovi accordi che porteranno un grande impegno e nuove cose. Pesci, gran finale, una sicurezza affettiva notevole, una ripresa un po' in tutte le dimensioni pratiche e affettive. E detto questo, con la mia bella porcellana bavarese vi auguro uno splendido weekend. Ciao Sicilia! Grazie altrettanto, complimenti anche per quella tazzina. Molta invidia per il caffè che abbiamo intravisto mentre un attimo la muovevi. Allora torniamo indietro nel tempo fino al 26 gennaio del 1917, quando Giuseppe Ungaretti ha scritto Mattina, una delle più belle brevi poesie della letteratura. Tutti la conoscono, mi illumino d'immenso. Passiamo ora al 26 febbraio del 1956, quando iniziano i Giochi Olimpici Invernali di Cortina d'Ampezzo, che da quell'evento diventa la capitale dello sport e del glamour. Quell'anno l'URSS vince più medaglie di tutti, l'Italia ne conquista solamente 2. 30 anni dopo, siamo al 26 gennaio del 1986, viene avvistata la cometa di Halley, è una delle comete più famose e frequenti che passa vicino alla Terra ogni 76 anni. Pensate, se secondo i cristiani è la cometa di Betlemme che guidò i magi da Gesù. Se volete segnarvelo potete rivederla il 20 agosto del 2061. Segnatevelo, per non perderlo. Questo l'abbiamo già visto prima, ce l'ha illustrato Angelo. 26 gennaio del 94 il magnate della televisione Silvio Berlusconi, con un messaggio televisivo di una dozzina di minuti, mi pare che fosse anche un po' di più, annuncia la sua scelta di entrare in politica e di fondare il suo nuovo partito, Forza Italia. Appena 2 mesi dopo ha vinto le elezioni politiche. Era il 1994. 26 gennaio del 2003, eccoli qua. Purtroppo è in primo piano è lui, la morte di Don Lurio, ballerino, coreografo, capace di portare in televisione il ritmo e il colore del musical americano, facendo ballare milioni di italiani con le sue coreografie, come per esempio il Tuca Tuca della Carrà, straordinario. 26 gennaio del 2005 il Senato degli Stati Uniti d'America avalla la nomina di Condoleezza Rice a segretario di Stato. È la prima donna afroamericana a detenere tale carica ed è stata una delle figure più influenti dell'amministrazione Bush. E arriviamo a giorni molto recenti. 26 gennaio del 2020 una notizia sconvolge il mondo dello sport e non solo. La leggenda dell'NBA Kobe Bryant muore in un incidente in elicottero insieme alla figlia Jan ed altre 7 persone. Bryant è stato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, capace di vincere 5 titoli NBA con i Lakers. Il 26 gennaio è anche una data che celebra, eccolo qui, il successo di lui, il grande Adriano, che è primo in classifica con Si è spento il sole. La canzone del Molleggiato è stata ripresa da tanti artisti, la moglie Claudia Mori, Vinicio Capossela, ma noi ascoltiamo naturalmente l'originale e vi auguriamo
un buon fine settimana, ci rivediamo lunedì 29, il sole si è spento, speriamo solo metaforicamente, con Adriano Celentano. Buongiorno Sicilia. Buon weekend.